Si è svolta lo scorso 17 gennaio l'8ª giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, indetta dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, meglio conosciuta con la sigla UNPLI. In quella giornata l'Accademia della Lingua Siciliana ha invitato gli appassionati della lingua e i siciliani tutti a vedere il video pubblicato sui social e di condividerlo, che illustra con semplici consigli diramati dalla stessa Accademia per evitare gli errori grossolani quando si scrive in siciliano. Ricordiamo per l'occasione che la legge regionale siciliana del 6 maggio 81 numero 85 prevede l'insegnamento del siciliano nelle scuole. Un'ora alla settimana dovrebbe essere dedicata alla nostra lingua. I futuri cittadini d'Europa dovranno anche studiare, oltre alle lingue straniere, la via originaria dei discorsi e dei ragionamenti della Sicilia e del suo passato. La decisione maturò in coincidenza con la ricorrenza delle celebrazioni dello Statuto siciliano il 18 maggio del 2018. Nonostante l'assessore La Galla abbia mostrato più volte l'intenzione di attuare la legge del 2011 numero 9, al momento non sembra ci sia stata una reale diffusione della stessa negli istituti scolastici. Ma intanto ascoltiamo i 6 consigli dell'Accademia della Lingua Siciliana. Questo organismo appena nasciuto vuole dare i primi 6 consigli per evitare errori quando si scrive in siciliano. Vediamo quali sono. Consiglio numero 1. È sempre meglio scrivere la forma sana degli articoli determinativi. Se si volesse usare chi da accursata, l'apostrofo sa va a mettere un negativo alla consonante. Metterlo dopo è un errore grave. Consiglio numero 2. A meno che non si volesse scrivere di proposito in dialetto locale, sanno evitare scritture secondo le pronunce dialettali locali. Consiglio numero 3. Quando una parola comincia con B o G, duci, non c'è bisogno di scriverla a doppia. Consiglio numero 4. Alla stessa maniera non c'è di bisogno di scrivere doppie le consonanti iniziali quando, dovute a fenomeni fonetici, si pronunziano doppie. Consiglio numero 5. In siciliano non ci sono parole che finiscono con o e non accentate. Consiglio numero 6. Seppure in certi luoghi la D si pronuncia R, quando si va a scrivere, tutti l'avessimo a scrivere D.